Un lutto terribile che ha colpito la famiglia Barbini e l'intera comunità di San Donà di Piave. Una comunità sconvolta all'indomani della morte di Gabriele Barbini, il 27enne travolto a Rotterdam da un'auto pirata mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta. Gabriele lavorava in città come cuoco e stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. L'automobilista che l'ha investito, un 22enne, è stato rintracciato poco dopo dalla polizia olandese e arrestato insieme al passeggero 27enne che era con lui. Guidava ad alta velocità e secondo quanto riportato dai media olandesi potrebbe anche essere stato sotto l'effetto di qualche sostanza. Quando sono stati fermati erano fuggiti a piedi dopo aver abbandonato l'auto lungo una strada secondaria. I genitori di Gabriele, Alessandro e Simona sono partiti per l'Olanda non appena informati dalle forze dell'ordine della morte del figlio. Mi spiace tantissimo, una famiglia così brava, colpita da questo terribile lutto, è devastante, è devastante. Il papà, sempre molto solare, me lo vedo correre in bicicletta per San Donà e suonare la chitarra perché ha questa passione innata per la musica. L'amministrazione tutta è vicina alla famiglia e lo è anche tutta la città di San Donà di Piave. Siamo a disposizione della famiglia per qualsiasi cosa dovesse aver bisogno. Gabriele aveva un fratello più giovane, a lui molto legato. Diplomato all'istituto alberghiero, Gabriele era diventato un cuoco professionista con varie esperienze in Italia e all'estero. Aveva lavorato in Francia e poi si era trasferito a Rotterdam per vivere una nuova esperienza in un ristorante prestigioso. Un lavoratore appassionato che molti ammiravano in paese per la sua intraprendenza. Ora la famiglia si è chiusa nel silenzio chiedendo rispetto per la perdita, in attesa di riportare a casa la salma di Gabriele non appena le autorità olandesi rilasceranno nulla osta.